Pippo, ti ha rubato la cuccia! Oh, povero gattino! Ma io l'ho semplicemente messa lì perché devo pulirla, perché è piena zeppa di pelo. Pepe, io devo pulirla quella cuccia. Vabbè, tanto quando arrivo con l'aspirapolvere scappi. Vero, Mimì? Sappiate che oggi sono in fase, devo svuotare la dispensa. Il problema è che ho troppa roba e non so se sia il caso di svuotarla oggi. Dovrei anche togliere questo mobile perché voglio imbiancare la dispensa e non so come fare. Mi sa che sto mobile rimarrà lì e mi adatterò io di conseguenza. Vedremo insieme l'avanzamento di questa cosa. Per il momento vorrei svuotare tutto, ma non so neanche dove mettere tutta quella roba. Oh, ma ho notato adesso, vabbè, qua il cielo è così. E di là? Cioè, cos'è? Lassù c'è il diluvio. Non vorrei essere lassù in questo momento. Oggi non tiene il fuoco questo telefono. La messa a fuoco non collabora. Bue sta qua fuori. Oggi ha deciso che sta qua a casa, non va in giro, non va a zonzo per i prati. Oggi ha deciso che sta qua, si fa il pisolo in casa. No, io oggi la cuccia non la posso pulire. Si è messo senza cuscino. Pepe, devo pulirla la cuccia. Niente. E oggi va così. Primo step, svuotare lo stanzino e rendersi conto di quanto sia sporco, veramente. Cioè, no ragazzi. Beh, qua è la pittura che non ho dato io. Chi ha pitturato prima che noi entrassimo in questa casa ha fatto questo lavoro. Non è una persona in grado di fare l'imbianchino, ecco, io lo dico, ma immagino chi sia stato. E qua anche ha fatto la stessa cosa, ha pitturato fino a un certo punto e poi, ciao, finito il colore, via, basta. Niente, ho svuotato, manca solo questo. Ho svuotato, sì, è decisamente ora di imbiancare questo stanzino perché veramente fa schifo. Dov'è tutta la roba? Qua. Adesso questa roba qua però non la terrò qua, ma la sposterò tutta nella stanza di là, che è la stanza deposito alla fine, l'avete capito, no? È una stanza deposito, quindi tutta quella roba tranne questo mobile qua, questo ve lo tengo qui. Ma tutto il resto lo trasferisco nell'altra stanza. Prossimo passo, togliere le mensole. Non so se inizierò oggi o domani. Domani vorrei andare via, ma dipende tutto dal meteo, perché vorrei andare a trovare la mia amica, ma dipende tutto dal meteo, perché io non vorrei stare rinchiusa in casa, vorrei riuscire ad uscire a fare una passeggiata con lei e le bambine e quindi... Sta piovendo? Ah, molto bene. E quindi voglio una mattinata soleggiata. Adesso guardo le previsioni e vedo cosa decidere per domani, se lei è disponibile, insomma. No, adesso trasferisco tutta sta roba qua nell'altra stanza, poi qua mi taglio questa zucchina, la metto qua, la faccio andare col misto per soffritto e non so se fare un po' di riso o qualcosa, dopo vedrò. E manca una proteina e quindi non so che cosa metterò dentro. Potrei mettere anche ricotta. Anche la ricotta potrebbe andare bene. O se no il tonno solito, zucchine e tonno. Cioè proprio classico. Più in là, sì, non so, uno dei prossimi video, vi farò vedere intanto un acquisto che ho fatto. Non so se farò un video proprio solo su quell'acquisto, perché... ma forse ve lo faccio vedere, no, forse ve lo farò vedere qua in un vlog normale e poi vi farò magari un video a parte se vi interesserà, perché non è una collaborazione, no, l'ho pagato io, è un acquisto che ho fatto ieri così. Era da un po' che ci pensavo e poi ieri mi è capitata sta cosa sotto gli occhi e ho guardato le recensioni e ho acquistato. Basta, ho detto ok, lo prendo. E quindi scoprirete di cosa si tratta, una cosa per casa, una cosa molto utile. Ho comprato una box che comunque avrete già visto probabilmente, una, non la degusta box, per l'amor di Dio, lo so, mi avete detto ma perché l'hai comprata di nuovo se ogni volta è così? Perché sono scema io, perché io avevo fatto la pausa di 3 mesi, non mi ricordavo di aver fatto questa pausa di 3 mesi, una pausa dall'abbonamento, e finita la pausa purtroppo mi sono vista scalare i soldi dal conto
e mi sono resa conto che erano passati 3 mesi e che si era riattivato. Non mi sono resa conto che era passato il tempo e che si era riattivato l'abbonamento, purtroppo. E quindi ho detto, vabbè, facciamoci un video, tanto è un video orrendo, nel senso come contenuto di quella box è stato orrendo, ma vabbè, che schifo. E vi stavo dicendo, mi deve arrivare una box ed è una box di Too Good To Go e sono molto curiosa. Comunque dovrebbe essere una box molto buona, cioè anche di prodotti utili intendo, non come la Degusta Box. Dovrebbe essere una box buona e Too Good To Go è tutta un'altra cosa rispetto a Degusta Box. Degusta Box è nata per far conoscere nuovi prodotti che magari sono appena usciti sul mercato e loro te li mandano a casa. In realtà tanti di questi non sono nuovi prodotti, eh, vabbè, lasciamo perdere ed è quello che è quella box. Non la consiglio, lo ripeto anche qua. Sono soldi buttati. Però le box Too Good To Go non sempre sono ottime, ma quelle che ho preso io nel tempo devo dire che mi hanno soddisfatta, a parte magari qualcuna che c'era qualche doppione, qualche prodotto triplo, quadruplo, sì, capita, però dipende da chi ti compone la box. Ho unito anche il tonno, ho fatto andare un po', adesso ho spento, ci aggiungo il riso. Per fare veloce ho messo questo qua, gusto pronto, riso integrale selvaggio, cotto a vapore, che è già pronto e così ho fatto in velocità. Voi vedete che preparo sempre tantissima roba per un esercito, principalmente perché ci piace molto e quindi facciamo il bis, anche se non si dovrebbe. E poi perché se ne avanza, teoricamente si lascia per il giorno dopo, ma non credo che avanzerà chissà che, sinceramente. Adesso scaldo un po' questo riso, lo amalgamo a tutto il resto e via. E questo è il pranzetto di oggi. Adesso provo a assaggiare. Forse manca un po' di condimento, sì, perché effettivamente c'è tanta roba, non ho messo tanto condimento, salse, cose così, però manca qualcosina. Adesso ci aggiungo qualcosa io. Comunque, pranzo fatto. Mi sono munita di lavaspira e questo è quello che c'è sotto, e come immaginavo c'è anche muffa, perché questo mobile non dà la possibilità di fare circolo d'aria, è troppo chiuso sotto e quindi il risultato è questo schifo. Comunque, il prossimo mobile avrà i piedini rialzati da terra 10 cm, quindi assolutamente riuscirò a pulire sotto e non si formerà tutta questa umidità poi. È tornata Leonessa, eccola. Vi avevo lasciati con l'arrivo di Leonessa, probabilmente, o avevo filmato qualcos'altro, non mi ricordo. Allora, ho appena fatto colazione, sono le 8, quasi le 8:30. Mi sarei dovuta alzare molto prima, ma... ma chi me lo fa fare? Allora, vi avevo lasciati appunto con la clip di Leonessa, probabilmente, è tornata, poi si è avvicinata ancora di più a casa, è arrivata sotto casa, ma ha paura, ha tanta paura, perché Leonessa quella sera della frana si è ritrovata sopra la frana in movimento ed è riuscita a salvarsi, non si sa come, ma è riuscita a salvarsi e, e niente, adesso probabilmente mano a mano col passare dei giorni, col passare del tempo poi forse si farà riavvicinare, forse. Già era paurosa di suo, perché è la mamma di Pipo, e Pipo è pauroso come non si sa cosa, e l'ha preso da lei. Quindi già era paurosa, adesso ancora di più, poverina. Però c'è, quindi sono tornati tutti, tranne Micio Bello, ma lui era andato via prima della frana, cioè era andato via proprio di testa sua, se n'era andato di casa, quindi si vede che era una tappa della sua vita, doveva farla lì e poi se n'è andato.
Comunque la situazione è questa, è uno schifo. Vi farò poi vedere quando sarà tutto a posto. Ho tolto anche le mensole, sì, così si pittura meglio. Quindi qua ho trasferito la dispensa, tanto il sole non ci arriva, e quindi può stare qua. La stanza è, diciamo, è fresca, quindi la roba può stare qua. Vero Mimì? Sì. Lui, questo è il suo posto. Pippo sta sempre qua, quello è il suo posticino. No, non ti disturbo oltre, me ne vado, me ne vado. Ciao, Bobby. Ciao. Hai fatto? Posso pulire la sabbietta? Guarda che c'è Bue. Ciao, Bue. Bello. No, ma Bue non ti vuole. Andiamo di qua, puliamo la sabbietta e poi mi metto all'opera e pitturo questo stanzino. Do almeno una mano oggi. Ma se riesco a darla a quest'ora, una mano, la prima, la seconda potrei darla verso pomeriggio sera, quindi o anche la sera. Quindi dovrei riuscire a imbiancare questo stanzino anche in fretta, visto che è piccolino. Passaggio fondamentale, pulire, togliere tutti i pelucchi, tutta la roba ai rulli. Questi li ho già, questo l'ho già pulito, questi due anche li ho già puliti, sono diventati come nuovi praticamente. E adesso sto facendo questo qua a vedere se è recuperabile, però questo è di un altro tessuto, un altro tipo, quindi mi sa che questo non lo recupererò, mi sa che no, infatti no, questo qua perde troppa roba, c'ha tutti i pezzettini che vengono via. No, questo qua è veramente vecchio,